di fatto c'è il regime forfettario che comporta una tassazione irrisoria, come voi dovreste sapere perché ve l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, sono 10 anni, ma sono di più di 10 anni che ve le diciamo queste cose. Sono presenti 300 società su 338. È una grossa dimostrazione. Amici presidenti e amici delegati, sollecitato da molti di voi a continuare la mia attività all'interno degli organi direttivi del nostro comitato regionale, dopo attenta e lunga riflessione ho deciso di presentare la mia candidatura a presidente del comitato stesso per il prossimo quadriennio. Questa mia decisione è conseguenza anche degli incoraggiamenti e del sostegno degli amici Chico Ruggeri, Paolo Manca e Costelli, componenti del decaduto consiglio direttivo, che come me l'estate scorsa non si dimisero dopo le dimissioni del presidente del PIN perché, come me, ritenevano di dover responsabilmente portare a termine il mandato affidatoci per evitare in tal modo questi 4 mesi di reggenza. Prima di passare alla presentazione ed alla illustrazione dei punti del mio programma elettorale, 2 parole sul mio curriculum sportivo. Faccio parte del Comitato regionale Sardegna da oltre 40 anni, dapprima come impiegato, successivamente come segretario, poi come consigliere, come vicepresidente e infine, anche se solo per pochi mesi, come vicepresidente vicario. A questo punto non rischio di sbagliare se affermo che la maggior parte di voi ha avuto modo di conoscermi e spero di apprezzarmi. In una o più delle funzioni che nel tempo hanno caratterizzato la mia collaborazione con il Comitato, tutte le volte che ho potuto sono stato vicino a voi, sempre presente ed attento alle vostre richieste, sempre disponibile a risolvere, nei limiti del possibile, i problemi della vostra società, delle vostre società. Ho lavorato fianco a fianco con 3 presidenti che si sono succeduti nei 60 anni dell'esistenza del Comitato regionale. Il professor Mario Siti ha aperto la strada della mia attività sportiva, concedendomi una fiducia che mi sono sempre sforzato di ripagare, come potevo e come dovevo. È venuta poi la volta il professor Benedetto Pila. Egli mi conobbe come impiegato del Comitato, come impiegato del CONI assegnato al Comitato. Apprezzò la mia disponibilità e la mia fedeltà, tanto da propormi prima la carica di segretario, incarico da me ricoperto fino alla pensione, e tanto da favorire poi il mio ingresso come consigliere. Ed infine il professore Andrea Del Picchio, con il quale ho avuto modo di collaborare sempre con profonda amicizia. Negli ultimi 8 anni, nei primi 4 come consigliere e nei successivi 4 prima come vicepresidente e poi come vicepresidente vicario. Dopo questa breve premessa, presento a voi il mio programma elettorale. I punti nei quali si raccoglie la mia proposta programmatica sono quelli che, allegati alla domanda di presentazione della mia candidatura, che di seguito vi elenco. Il programma è stato modulato in 15 punti. Io vi leggo i 15 punti. Costituzione, ufficio impianti sportivi e sicurezza. Applicazione e promozione del decreto Balducci, prevenzione e formazione. Si parla di defibrillatori, il decreto Balducci. Centro tecnico federale, formazione, regolamento. Riforma dei campionati, compresi quelli dell'attività del settore giovanile, e ripristino del campionato di terza categoria. Attivazione settore marketing, cercando di entrarci, poi lo sviluppiamo. Adozione e realizzazione piano di rientro. Partecipazione a manifestazioni nazionali, torneo delle regioni. Riorganizzazione servizi alle società. Calcio a 5. Calcio femminile, costruzione e ripresa delle attività. Bilancio economico partecipato. Sinergie federali con settori, giocatori, arbitri, allenatori e dirigenti CONI regionali.
maggior coinvolgimento delle delegazioni, programma una consulta come un organismo che riunisca, programmare una consulta come un organismo che riunisca periodicamente la dirigenza del comitato regionale per raccogliere da dirigenti di società istanze, suggerimenti e criticità. Ultimo punto, vincolo sportivo dei giocatori, elemento imprescindibile per il sistema dilettantistico. Dopo quanto riferitovi sulle mie attività di dirigente sportivo e sul mio programma elettorale, concludo il mio intervento con l'augurio di non essere giudicato da voi un candidato improvvisato e privo di una indispensabile esperienza. Le garanzie che vi offro sono le garanzie di serietà, di preparazione, di capacità, di entusiasmo e voglia di fare. Le stesse garanzie che posso offrirvi, che possono offrirvi i candidati consiglieri che fanno parte della mia equipe. Vi chiedo pertanto di esprimere a mio favore e a favore del gruppo dei candidati consiglieri che mi sostengono il vostro voto, ringraziando sin d'ora quanti vorranno esprimermi il proprio consenso. Un abbraccio a tutti. Grazie.